Al telefono con fanpage.it c'è Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, benvenuto. Buongiorno a tutti, ciao. Il salvacondotto per Berlusconi, o quello che voi avete chiamato salvacondotto per Berlusconi, è stato fermato per il momento da Palazzo Chigi. Perché questo per voi non basta? Il primo punto è che Renzi un'altra volta ci ha fatto un bel regalo di Natale. Sotto l'albero abbiamo trovato una norma che va a favorire non solo Berlusconi ma tutti gli evasori fiscali del paese, perché è impossibile depenalizzare in questo momento storico i reati per evasione e frodi fiscali per chi evade non oltre il 3% del proprio reddito. È allucinante, è una norma chiaramente fatta per Berlusconi, il mandante e Verdini. Si sentono molto furbi, pensano che il paese è un giocattolo nelle loro mani e hanno fatto trovare questo bello giocattolo sotto l'albero di Natale, la vigilia di Natale, a tutti gli italiani. E noi chiaramente diciamo basta e metteremo in luce tutto quello che fanno di disonesto queste persone. Addirittura Di Battista ha parlato di camorra, riferendosi a Palazzo Chigi. Non le sembra un giudizio un po' affrettato? Di Battista ha paragonato Palazzo Chigi con le persone che entrano come Verdini, che atterrino a giudizio, come persone come Berlusconi che sono condannati per frode fiscale, simili a un rione della Camorra dove si contrattano tutta una serie di cose. Quindi è solamente un paragone, tutto qui, un paragone purtroppo molto triste, perché corrisponde anche alla realtà. Noi pensiamo che in Germania se uno evade un solo euro inizia ad avere un procedimento penale. Qui, che è la patria della corruzione, perché siamo il paese più corrotto d'Europa e questa corruzione ci costa circa 60 miliardi l'anno, e poi non abbiamo magari i soldi invece noi li abbiamo trovati per il reddito di cittadinanza, è chiaro che così non si può andare avanti e sembra il mondo all'incontrario, dove i disonesti vengono premiati e gli onesti vengono vessati. Passiamo alla polemica che c'è stata invece sulle vacanze del premier Renzi a Courmayeur. Voi avete, il vostro collega Paolo Romano ha pubblicato la rotta, insomma tutto ciò che atteneva a questo volo di Stato, dicendo che appunto Renzi aveva utilizzato impropriamente un volo di Stato. C'è un problema forse di opportunità politica? Io faccio, per capirci rispetto a questa situazione, due esempi. L'esempio del premier inglese con la moglie che prendono in aeroporto in volo low cost, e l'esempio della Merkel che è venuta a Ischia a villeggiare ed il marito è arrivato con un volo low cost e sono arrivati su voli separati. Allora, il punto è di cultura, il punto è di opportunità politica. E le stesse cose che dicevamo prima anche rispetto alla frode fiscale, all'anticorruzione e così via. È un problema generale di cultura. Queste persone invece, quando prendono un po' di voti, che cosa sentono dentro di sé, dentro di loro? Sentono di essere i proprietari del paese, e noi non vogliamo proprietari, noi vogliamo dipendenti che fanno il bene dei cittadini e che dicono quello che hanno scritto, che fanno quello che hanno scritto nei loro programmi. Perché se tu prendi il programma del Partito Democratico, c'erano scritte tante anche belle cose in alcuni punti e non c'è stato un solo punto rispettato.